Sono convinto che quello che non condiziona la missione è dove è nato il missionario e da quale nazione viene. Questo non entra per me. Alla fine, per un salesiano, tutto si gioca nel fascino per il Signore Gesù. Questo significa essere missionario. Va bene, partiamo. Oggi parliamo di missione e siamo nel mese di ottobre e per noi è il mese missionario per eccellenza. Proveremo a farlo attraverso 5 parole che sicuramente potranno diventare 5 spunti per chi ci ascolta, 5 spunti di riflettere. Direi di partire dalla parola vocazione. Cos'è e come scoprirla? Vocazione missionaria di un salesiano è un'espressione molto bella per noi. Siamo salesiani di Don Bosco, consacrati da Dio per una missione in mezzo ai giovani, particolarmente i più poveri, i più bisognosi. Questo lo dichiariamo anche nel giorno della nostra professione religiosa. Ma allo stesso tempo è certo che tra tutti noi chiamati per questa missione, il Signore chiama a alcuni, io dirò a tanti, perché nella storia dall'origine della congregazione con la prima spedizione missionaria quel 11 novembre del 1875, fino ad oggi sono stati più di 18.000 missionari salesiani nel mondo, in tutta la nostra storia. È tantissimo. Allora, questa chiamata il Signore la fa a tanti e tantissimi di loro accolgono questa chiamata, fanno un vero discernimento, tanti trovano le forze per vivere una vocazione missionaria salesiana, per vivere una missionarietà ad gentes e ad vitam. E questo è incredibile, meraviglioso. Nei viaggi per il mondo mi sono trovato in tutti i continenti e nelle 118 nazioni che ho visitato, sempre ho trovato qualche missionario salesiano. E ho visto a tantissimi di questi nostri confratelli che anche sono invecchiati lì, nel posto di missione, e ho trovato questi confratelli felicissimi di una vita donata. E donata a chi? Ai poveri, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie più poveri. Donata per chi? Soltanto per l'unico Signore. Vuol dire nel nome del Signore Gesù e tra le orme di Don Bosco. Questo significa vocazione missionaria salesiana.